Bassel Bakdunes, titolare della Velvet, lei ha introdotto questo sistema innovativo, diciamo, di gestione del personale. Ci vuole dire qual è la filosofia da cui si origina? Beh, anzitutto è un po' un ritorno all'umanesimo che vuole mettere al centro la persona e di conseguenza il benessere della persona, ma forti del fatto che siamo convinti che sia proprio dal benessere di una persona che poi scaturisca anche un modo migliore di lavorare. Un modo migliore che non deve essere legato al tempo, ma legato alla qualità dell'output che ci viene restituito. Ecco che quindi tante, diciamo così, limitazioni e controlli eccetera cominciano a non avere nemmeno più senso, soprattutto quando tra diciamo, le persone c'è un vincolo fiduciario. Ecco, forse è quello un po' il punto forte, nel senso che qualcuno potrebbe dirmi ma come fai a fidarti? E ridendo mi viene a dire sì, ma queste persone le ho assunte io, se non mi fido delle persone che ho scelto per portare avanti con me e condividere un sogno, penso che ci sia un po' una contraddizione in termini. Erika Pagin, responsabile commerciale di Velvet, che come vediamo può venire al lavoro col cane che come si chiama? Yuki! Saluta Yuki! Quanto è importante poter portare il proprio cane sul posto di lavoro? Molto, al di là della tranquillità personale, dà proprio molta felicità e tranquillità anche ai colleghi, chiaramente. Non vi dà fastidio lavorare col cane del collega, tipo? No, a meno che il cane del collega non sia fastidioso, ma non è questo il caso. Poi dipende. Quindi si riesce a stare bene lo stesso, insomma? Sì. Giusto? Poi è vero che ti aiuta a rilassarti dopo un po', quando sei teso, c'è il cane, tutto diventa più lacido. Come intende gestire questa libertà che le viene data dal nuovo sistema di lavoro? Diciamo che la possibilità che abbiamo qui è appunto di darci una responsabilità nel raggiungere in maniera più efficiente gli obiettivi che l'azienda si prefigge e pertanto a seconda poi dei singoli progetti e sulla base delle tempistiche riusciamo a ultimarli, potremo avere il cosiddetto più tempo libero a disposizione per la propria vita personale. Come gestirà questa nuova modalità di lavoro senza l'orario in azienda? Non so ancora bene come organizzare le cose, però vedremo in base a tutti i lavori che abbiamo da svolgere giorno per giorno. Voi siete un team qua, giusto? Sì, siamo tutto un team che lavoriamo su diversi progetti in base ai clienti che abbiamo. Quindi anche per decidere le presenze o le ferie cercherete di coordinarvi? Sì, cerchiamo un po' di organizzarci tutti in base a tutti i lavori che abbiamo. Cosa dovete fare? Cosa ne pensate di questo nuovo sistema di lavoro senza l'orario, senza turni predefiniti? Tanto più per noi può essere una mano, perché essendo comunque operativi che molto spesso hanno tanti lavori, in altri momenti siamo un po' più scarichi, ci aiuta a gestire un po' noi i nostri orari, le nostre cose, quello sì. Cioè, soprattutto per noi può essere una grande mano, assolutamente, anche perché siamo abbastanza sotto stress con orari stretti e magari in altri momenti appunto siamo un po' più liberi, quindi questa formula sicuramente aiuta a lavorare molto noi, quello sì. Sì, condivido. Questo sì, e l'altra cosa che c'è da fare è... Pausa caffè con videogioco. Sempre? Sempre quando possibile. L'idea è quella di un'azienda in cui tutti vanno d'accordo, in cui c'è grande armonia, ma ci sarà pure qualche momento di tensione. No, non qualche, sempre praticamente, no? A parte gli scherzi, diciamo che comunque si lavora con clienti, i clienti sono esigenti, anche il titolare è esigente e di conseguenza
c'è sempre un po' di tensione per il raggiungimento dell'obiettivo e ovviamente la tensione a volte può sfociare anche in mega litigoni, in arrabbiature incredibili, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questo non è il posto delle favole, ci tengo a dirlo. È un posto di lavoro in cui colleghi, spesso anche amici, lavorano, litigano e cercano di fare il meglio per ottenere il risultato. Una cosa che mi è venuta in mente facendo il giro in azienda: c'è spazio per dipendenti, diciamo, un po' âgé, un po' anziani? Sì. Assolutamente sì, nel senso che quando diciamo che l'età non è importante, non vuol dire che solo per i giovani, anzi anche per i meno giovani, voglio dire, il concetto è sempre il medesimo. A me interessa il risultato e mi interessa ovviamente che ci sia un certo tipo di dai e vai, come si suol dire a basket, ossia che le persone si passino la palla. Quindi diciamo la tipologia di azienda non impone un turnover radicale legato all'anagrafe? No, quello assolutamente no. È ovvio forse che per i temi stessi che trattiamo, che sono quelli legati al mondo del digital, eccetera, eccetera, è ovvio che sono molto più vicini, magari a un target più giovane rispetto già a quelli che hanno la mia età, ecco, giusto per dirla così. Però non c'è un diktat, abbiamo persone di 60 anni che lavorano con persone che hanno 25, ma gli ambiti sono diversi, ma non è una questione l'età o l'anagrafica, ecco, diciamo così, piuttosto quella mentale.